Avanti perché lui, pensate, è un vero fenomeno musicale della provincia italiana, capace di far impazzire il pubblico di qualsiasi festa rionale. Il fatto che canti poi in napoletano è quella ciliegina sulla torta in più. L'ha incontrata per noi Maria Silvia Malvone. Ci divertiamo sentendo queste canzoni. Ma suona sotto la pioggia! Questo è Buddha. Un uomo, un mito, con oltre 50 anni di carriera, partecipazioni a trasmissioni televisive, date su date, chilometri e chilometri macinati. Uno dei più grandi musicisti della storia. Devi sapere che ogni anno con tutti i miei concerti arrivo sempre a qualche milione di persone. È un matrimonio nazionale, Gigione! Mi hanno consacrato il re delle sagre. Re delle sagre! Grazie! Che non sta guardando che sta. Mi piace la carciofola! Ma non ti fermare più! E oppo, le gambe al giro vita. E oppo, evita la salita. Allora, stiamo andando a trovare Gigione perché, insomma, non so se avete visto questo video. Luigi, come stai? Tutto bene, tutto Che bello, grazie. Tutto alla grande. Sai quando si sono Oh, preoccupati? che preoccupati di che cosa? Che ti fregano tutti. Allora, qua c'è stato un miracolo. Alle volte non vogliamo credere ai miracoli, però c'è stato un miracolo di Padre Pio. Padre Pio, Padre Santo, che sei nato a Pietrelcina, resta sempre a noi vicino, resta sempre a noi vicino. Padre Pio è grande, ok? La caduta di Gigione è stata la più vista al mondo. Ah, cavanare, come ti hai fatto cavanare? Ma una mese che zombava, scendeva. Gigione scendeva, Michael Jackson saliva. Dicevi non è russo. O si parla bene, o si parla male, è sempre pubblicità. Ah, no, vaga, aspettano, ok? Mi vogliono bene, poi voglio bene il popolo, il pubblico, è quello che comanda tutto, senza di loro che facilita. Non mi posso lamentare, c'è una gigiomania in tutto il mondo. Non è Vasco Rossi, non è Tiziano Ferro, Gigione! Mio padre è Gigione. Papà Gigione, buonasera! Gigione! Abbiamo fatto California, abbiamo fatto Canada e America, dove sono anche incontrato con Madonna. Gigione e Gio Donatello stasera hanno deciso di portarci nel loro mondo, quindi andiamo. A 60 anni di carriera. Non ho mai bucato una piazza, come orare, come tutto. Stiamo andando a controllare le condizioni del palco, anche se già è arrivato un video da San Mango con un gruppo di persone che lo stavano testando, lo stavano proprio provando. Il palco è stato provato! C'è tutto esaurito. Caffè, se si di qua, vedi. Buonasera, ciao, buonasera. Ciao. Per arrivare c'è troppa gente, il problema, problematico. Non ci sono altre strade. No. Gigi, ma l'organizzatore chi è? Sta qua. Ciao. Ma io ma mo ci parlate con te telefonicamente? Sì, prendi di romantica. Ma c'è pure la Rai qua. A me. No, c'è anche la Rai. E siamo finalmente arrivati a San Mango, Piemonte. Grande maestro Gigione. Ma voi la sentite l'aria vibrare? Ma è andato? Non commentare senza di noi, Luigi! È un tradimento! Il soundcheck, è venuta l'ansia. Faremo una serata veramente con i botti, chiuderemo questa meravigliosa festa della pizza fritta 2024. Tra l'altro questo è un evento che ce l'abbiamo solo noi qui perché la pizza fritta la gustiamo soltanto in questi territori. La gente vuole talmente esserci che sta cominciando a piovere. Non si ferma. Comunicazioni di servizio. E il palco lo dobbiamo andare Allora, ci siamo quasi, se mi comunicano qualcosa, vabbè. Allora, comunicazione per me?
No, stavo controllando il palco perché io stasera sono qui con Gigione per capire se è tutto a posto. Il vostro via, facciamo un saltone. Allora, conta la rovescia, fatelo voi. 3. Ci siamo! Eccomi qua, buonasera! Ip ip! Vediamo un po' se è vero noi, che siete fanzi Gigione. E tamanarella con tamanatu! Gigione ha lanciato il folk dance in tutto il mondo. È una cosa che ho lanciato io, mi hai capito? Io ero bassista, il basso, il fondamento della musica. La gente tomba e balla accanto insieme a Gigione. Una nascono da re di bronno, allocanna tutto quando se ne va. Il mio genere è un pranzo completo, c'è musica per tutti i gusti, esce l'antipasto, esce il primo, il secondo, la frutta. Così mangiata sta banana, banana, oh yeah, casa sta banana, mi piace la banana. Quest'anno a Boscoriane mi hanno premiato 60 anni di carriera di Gigione. Io sono molto felice di essere un boschese perché Boscoriane, grazie anche a Gigione, un po' conosciuto in tutto il mondo. Sono amati da giovani, bambini, mamma, nonne. È trasversale, c'è poco da fare. Anche il bambino. Come si bello, senza Los Angeles, San Pedro, Hollywood. Ho cantato pure io. Mi chiamano Mister Campagnola in America. Perché la Campagnola la cantano tutti quanti. Mi hai capito? Tutti in cerimonia, te lo diventa tu ballare. È una cosa naturale, ma ci vuole abilità. Se controlli l'energia, La signora mi vuole rubare il posto. E oh oh oh, le mani sulle spalle. E oh oh oh, cappoggi sulla schiena. Per tutti i problemi che abbiamo in questo mondo così brutto che sta diventando, e allora ci divertiamo sentendo queste canzoni. Gigione, un autentico patrimonio dell'umanità, e questa sera è stato qui per voi, per noi a Sordina. Grazie, siete stati fantastici come lui, come Gigione, the number one. Mamma mia! Abbiamo finito. Aspetta un attimo. Hai capito? Io non ce la faccio Hai capito più. che spazi abbiamo riempito qua? Un altro Gigione non nasce perché è inutile che perdiamo tempo. Il pubblico, il popolo mi fa stare sempre bene. E quindi dopo la caduta stai meglio di prima. Lo vogliamo dire ragazzi? Sì. 77 anni, poi siamo già pronti per il prossimo giorno. Alla grande. Ti piace il gelatino? Gusto di panna, pistacche e noccioline. Ti piace il gelino? La fragolina a me mi piace.